5 arresti all'alba, in manette i componenti di una banda di nomadi sinti che tra novembre 2016 e gennaio 2017 ha colpito almeno 6 volte tra la Marca, il Pordenonese e il Veneziano. L'episodio più grave il 19 novembre del 2016 a Castelfranco, con la rapina in piena notte in casa di un impiegato quarantenne e della moglie. Uno mi ha subito aggredito con un pezzo di ferro, poi il secondo, che erano in tre, e il secondo praticamente mi ha aperto la giacchetta del bomber che aveva, così ha fatto come così, e ho visto che c'era un'arma dentro la... Poi le spaccate a 2 sale slot di Azzano Decimo e Zoppola in provincia di Pordenone e una a Pramaggiore nel Veneziano. Colpi per un totale di 15.000 euro tra contanti, sigarette e gratta-e-vinci. Rubate anche 2 auto di grossa cilindrata a Quinto di Treviso e Conegliano. E proprio i militari di Conegliano hanno condotto le indagini che questa mattina, in esecuzione dell'ordinanza di cattura emessa dal Tribunale di Treviso, hanno portato all'arresto di un ventenne di Gorgo al Monticano, nipote e zio di 29 e 48 anni di Montebelluna, di un 27enne di Vedelago, di un 22enne di Rosane il Bassanese, tutti ben noti alle forze dell'ordine. È stata l'ennesima dimostrazione che la collaborazione fra comandi arma ha portato ottimi risultati. L'attenzione ovviamente deve essere sempre massima, soprattutto per quanto riguarda i reati predatori, massima proiezione esterna finalizzata a avere quanto più possibile un'attività preventiva che possa ancora prima e ancora più efficacemente scongiurare la commissione dei reati.